Ogni storia inizia sempre in un luogo e con un segno caratteristico. Quella di Andrej Meizen inizia a Maribor nel 1904 con i suoi genitori. La storia di Don Andrea Meizen è segnata dalla sua famiglia, sia dal papà che si chiamava anche lui Andrej che dalla mamma Maria. È proprio quello stile di bontà e di amorevolezza che apprese dai suoi genitori. In particolare il papà lo invitava a trattare bene sempre tutti, a voler bene alle persone. C'è un'immagine molto bella di lui bambino portato per mano dal suo papà, che sarà poi l'esperienza che lui riprodurrà in tanti momenti della sua vita, soprattutto in Cina, nel Vietnam, in Slovenia. Ecco, prenderà per mano tante persone, soprattutto orfani, ragazzi, giovani, nel cammino della fede, nel cammino dell'educazione. Particolarmente intenso fu il legame di Andrej con sua madre, donna d'indole tranquilla, umile e paziente, gentile verso tutti. Lei fu la sua miglior catechista. La mamma Maria segna la sua storia vocazionale, in particolare gli dà un dono quando era ragazzo, che è il libro della Filotea di San Francesco di Sales, quel libro che invita tutti alla santità. E c'è un episodio interessante perché questo libro sarà una delle poche cose che Don Meizen potrà portare sempre con sé in tutta la sua vita, sia quando venne espulso dalla Cina, poi dal Vietnam e poi quando ritornò in Slovenia. Segna una storia di vita ispirata a San Francesco di Sales e a Don Bosco. È il libro dell'amorevolezza, della bontà, della santità che diventa devozione, che diventa agilità spirituale. Dopo aver terminato gli studi, Andrej si trova a vivere una condizione molto diffusa anche oggi tra i giovani, l'assenza di lavoro. Tuttavia, la provvidenza divina aveva in serbo per lui grandi cose. Come Don Meizen diventò salesiano? C'è un episodio molto simpatico. Lui era insegnante in una casa salesiana, un assistente intuisce che aveva una buona stoffa anche vocazionale salesiana e mette un libro di grammatica latina appoggiato su una porta. Quando Andrea Meizen apre la porta cade questo libro di grammatica e trova una frase con scritto in latino: pazienza nobis necessaria est. La pazienza è necessaria nella nostra vita. Il sangue versato in Cina dai primi martiri salesiani, Luigi Versiglia e Callisto Caravario, nel 1930 non lasciò per nulla indifferente Don Andrej. Caso volle che in quello stesso periodo il famoso missionario sloveno Josef Kerek era in visita in Slovenia. Egli intuì che Meizen poteva diventare un valido aiuto e gli sussurrò all'orecchio: «Vieni nella mia missione, non te ne pentirai». A Ferragosto ricevette nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Rakovnik la croce missionaria che avrebbe portato per lunghi 44 anni. Don Andrea Meizen dovrà vivere molto questo atteggiamento della pazienza e soprattutto la pazienza nell'affrontare tanti momenti difficili di persecuzione, prima in Cina, quando poi venne allontanato con gli altri missionari, e successivamente nel Vietnam, quando fondò la presenza salesiana, accompagnò le prime opere salesiane e poi anche lì dovette abbandonare il paese e ritornare in Slovenia. Al momento della partenza da Rakovnik si volse indietro e vide ancora una volta la scritta sopra i portoni del santuario di Maria Ausiliatrice: «O Maria, ausiliatrice nostra sei stata e sarai». In tutto questo cammino Don Meizen sperimentò una forte presenza di Maria Ausiliatrice, anche questa appresa alla scuola dei suoi genitori, in particolare dalla mamma. Lui fu uno di quelli che collaborò alla costruzione del santuario di Maria Ausiliatrice a Lubiana con grande sacrificio e, come tutti i missionari, affidò la sua opera apostolica, educativa, all'intercessione di Maria. Anche nei momenti di difficoltà si affidava a Maria, ecco, buttando le medaglie di Maria Ausiliatrice negli orfanotrofi, nelle case salesiane, come segno proprio così di affidamento a Maria. E questo affidamento l'ha accompagnato tutta la sua vita fino alla fine,
quando lui si spegne a 95 anni, una vita consegnata per il Vangelo, per portare a tutti il messaggio della bontà. Quando iniziarono i processi in Cina contro gli stranieri e contro i sacerdoti che non aderivano alla Chiesa patriottica, sapeva che prima o poi l'avrebbero costretto ad andarsene. Quando passò il confine, tutti gli oggetti che erano per lui sacri finirono nel fuoco o nei rifiuti. Nel settembre 1951 arrivò a Hong Kong come un profugo, senza niente, ma con il desiderio di continuare l'attività missionaria. Grande missionario, iniziatore nell'opera salesiana in Vietnam. È arrivato in Vietnam nel 1952 e il 3 ottobre è arrivato in orfanotrofio. Il numero di ragazzini orfani cresceva ogni giorno dopo giorno. Allora lui doveva, insieme con i salesiani, decidere di accogliere soltanto i veri orfani, vuol dire senza sostegno da nessuna persona, e qualche volta portati dalla polizia. Il Vietnam, impregnato del sudore e del sangue di oltre 100.000 martiri, diventò e rimase la seconda patria di Mason. Dopo 2 anni, dopo iniziato a Hanoi, a causa della guerra, questa opera salesiana è così sospesa, è trasferita nel sud, così il paese nel 1954 era diviso in 2, nord e sud. E anche i ragazzini orfani così sono stati portati nel sud. Don Andrea Mason ha cominciato come direttore del seminario salesiano e poi dal 1960 maestro dei novizi per 10 anni e poi come direttore di una scuola professionale. Nel 1972, a 20 anni della presenza salesiana in Vietnam, Mason ricevette la più alta onorificenza nazionale. Fu insignito con la medaglia del più alto grado per il servizio civile. Il suo racconto sulle missioni era da una parte bello, dall'altra parte anche doloroso, perché 3 volte nella sua vita fu praticamente espulso, così dalla Cina continentale, così dal Nord Vietnam più tardi e anche dal Vietnam del Sud. Quando lui doveva andare via sotto espulsione del governo comunista, era centinaio di salesiani e con i novizi. Il frutto visibile, ma però importante è il frutto spirituale, no? Dopo il suo terzo esilio, visse gli ultimi 3 anni della sua attività missionaria a Taiwan, ma qui venne attaccato da problemi di salute e nella primavera del 1979, su consiglio del medico, tornò in patria per passare qualche mese di vacanza, che finì per diventare un 20ennale esilio. La decisione dei superiori contrastava con il suo desiderio di tornare in Oriente, ma si rivelò come un tassello del piano della provvidenza divina. Stando in patria, poté diventare l'unico legame dei salesiani vietnamiti con il mondo e con il Consiglio Generale dei Salesiani a Roma. Tante volte ho visto che scriveva, cercava di rispondere ancora quando era un po' in forza alle lettere, specie per i benefattori. Lui è questo spirito della gratitudine. Un giorno mi ricordo mi ha chiamato e ha un po' aperto la tenda e mi ha mostrato un edificio di fronte alla sua camera. Era questo famoso castello che hanno comprato i benefattori, i primi anche cooperatori salesiani, per poter far arrivare i primi salesiani in Slovenia. E lui mi ha detto: dobbiamo essere sempre grati ai cooperatori salesiani per tutto quello che hanno fatto in Slovenia. Non lo conoscevamo soltanto come l'uomo che ha subito molte prove nella vita, ma lo ricordiamo soprattutto come un salesiano pieno di entusiasmo sempre,
un lavoratore fino alla fine, un confessore instancabile, che oltre tutto il lavoro per le missioni ancora in patria, con tutto il lavoro con le confessioni, non ha saputo mai dire di no per qualsiasi favore quando uno veniva da lui a chiedergli. Un'altra testimonianza che mi ha molto colpita quando stavo con lui era, ho trovato un scritto su un tovagliolo nel quale è scritto: non ho mai volontariamente toccato una donna, una testimonianza della castità. Lui scriveva molto, conservava tutte le lettere che ha ricevuto, ha scritto anche una specie di storia, diciamo, della sua vita missionaria, intitolandola La mia missione in Cina e Vietnam. Ho camminato, zampettavo meglio, sulle orme dei santi, e tra questi naturalmente Santa Teresina del Bambino Gesù, Don Bosco, Don Rua, Don Rinaldi soprattutto, con il suo concetto di lavoro consacrato. Ma il lavoro, per dire principale suo, è proprio la cura della vita spirituale, personale. L'ha fatto in modo di scrivere i diari spirituali. Di questi diari spirituali e poi le meditazioni anche di ogni giorno, cominciando soprattutto con la Messa d'Oro, Giubileo d'Oro sacerdotale, 1983, praticamente fino alla morte. I vietnamiti avrebbero voluto averlo tra loro, come una santa reliquia, come la persona che in mezzo a loro suscitò lo spirito di San Giovanni Bosco in modo così meraviglioso che tuttora fa germinare nuove generazioni di giovani salesiani. È stato molto ammirato e persino in modo un po' nascosto venerato. Una vita consegnata per il Vangelo, per portare a tutti il messaggio della bontà. Ecco, mi piace ricordare proprio questo di Don Maizen. Ha incarnato la paternità di Don Bosco, ha incarnato quella storia attraverso la quale Dio si rende presente con uomini, donne capaci di voler bene alle persone e di essere strumenti del suo amore per tutti coloro che incontrano.